Amiche e amici di 131, buonasera e ben ritrovati con Trick and Roll, il nostro magazine dedicato al mondo della pallaspicchi. Dinamo Sassari maschile, come saprete benissimo, è ferma a causa della quarantena imposta dall'ATS per i casi di Covid che si sono registrati al rientro dalla trasferta dei Champions League a Nymburk in Repubblica Ceca, ma noi non ci fermiamo perché c'è tanto altro di cui parlare. Lo faremo oggi con Nando Mura. Buonasera Nando. Buonasera a tutti, ciao. E lo faremo con Roberto Rubio. Buonasera Roberto. E Laura Fosse di Basketland. Ciao. Buonasera anche a te Laura. Ecco Roberto e Laura, partiamo prima di tutto da voi, da questa nuova realtà che è nata da qualche giorno, da qualche settimana. Basketland è uno spazio per il mondo della pallacanestro sarda. E Laura, parto proprio da te. Sì, proprio in questo momento tra l'altro stavo condividendo il video. Ecco. Non ti sentiamo più. C'è qualche problema al tuo microfono, Davvero? forse Laura? Davvero? Ora sì? Sì, ora ti abbiamo recuperato, prego. Sì, dicevo, stavo condividendo insomma, la diretta sui nostri social e diciamo che partiamo subito da questo, insomma, dall'importanza che sempre più hanno i social nella comunicazione, nell'informazione, perché il nostro progetto sicuramente parte da questo, dalla voglia di comunicare, di condividere insieme a tutti gli attori insomma, del mondo della pallacanestro, che dai giocatori ai dirigenti, ai tifosi, ai semplici appassionati, c'è davvero un mondo vastissimo e anche positivo, diciamo, perché quando ci unisce lo sport si condivide la passione e noi vogliamo proprio raccontare tutte queste sfaccettature attraverso un giornalismo digital molto fresco. Penso che fin da subito, anzi devo dire che abbiamo ricevuto molte condivisioni, tantissime persone hanno iniziato a seguirci fin da subito, quindi siamo partiti bene, siamo contenti. Sì, speriamo, anche perché avete fatto dei contenuti molto molto belli. Adesso sto scorrendo un po' la vostra home, c'è la lettera di niente poco di meno che Emanuele Rotondo. Roberto, non so se ce ne vuoi parlare tu. Sì, questa lettera di Emanuele Rotondo ha voluto inaugurare un format particolare. Noi abbiamo preso un po' ispirazione dal progetto The Players Tribune, che probabilmente voi conoscete, sì. in tanti lo conoscono. È un'idea, un progetto americano molto interessante, in cui sono i giocatori a prendere la parola e a scrivere una lettera al basket. L'ispirazione è nata tra l'altro anche dalla lettera di addio alla pallacanestro di Kobe Bryant, no? Che il cui incipit era proprio questo, Dear Basket. E noi abbiamo chiesto ad alcuni atleti di scrivere alla pallacanestro a cuore aperto. Il primo contenuto di questo tipo è stato affidato a Emanuele Rotondo, che tra l'altro è anche un'ottima penna. Insomma, Sì, direi di sì. È avvocato, ce ne siamo accorti, insomma. Esatto. Ne arriveranno altri, possiamo preannunciare, insomma, anche personaggi abbastanza gustosi del basket sardo. Erika Striuli, che ha una storia davvero particolare da raccontare, arriverà presto anche la lettera al basket di Federico Manca, insomma, lo ricorderete, playmaker dell'Olimpia, dell'Esperia, di varie squadre di Cagliari. Insomma, ci sarà tanto da vedere. Questa è solo una delle rubriche. Sì, ecco. Noi diamo la parola. Esatto, noi una delle cose che vogliamo fare è dare la parola a chi il basket lo pratica, a chi il basket lo insegna, partendo anche da un interesse che è molto personale, ma credo che sia anche condiviso e condivisibile tra molti appassionati di pallacanestro. Noi vogliamo dare anche la parola agli allenatori. Domani, per esempio, uscirà un articolo scritto da Marco Sassaro, altro allenatore, insomma, ben nell'ambiente, che ci racconta una sua esperienza del tutto particolare, no? Lui, dopo aver allenato in Serie B l'Accademia Basket a Sesto,
si è trovato improvvisamente a dover allenare un gruppo under 13 alla scuola basket Cagliari, e lì ci racconta che al primo allenamento con questo gruppo under 13 un bambino gli dice: io voglio marcare il palleggiatore, non mi interessa fare canestro, non mi interessano le giocate da raccontare ai compagni, io voglio difendere sul palleggiatore. Allora lui, dal punto di vista strettamente tecnico, ci spiega come ha cercato di valorizzare questa tendenza individuale alla difesa da parte di un ragazzo così piccolo, e ha studiato su misura, insomma, degli esercizi tecnici per lo sviluppo della difesa nel basket preadolescenziale, quindi dei contenuti di carattere tecnico che sono rivolti agli appassionati che vogliono ovviamente approfondire, ma anche, io pensavo, insomma, e la volontà è anche questa, a dei giovani allenatori che vogliono ampliare il loro bagaglio. Quindi settimanalmente, secondo il nostro piano editoriale, ci saranno anche dei contenuti più tecnici che verranno affidati agli allenatori del movimento sardo, insomma, in generale. Ecco, poi c'è quest'altra sezione dedicata anche alle squadre regionali, ovvero, sì, per esempio l'Astro, e ovviamente anche alle strutture. Ovviamente in questo periodo il basket giocato purtroppo è poco, c'è rimasto solo quello nazionale, però Nando, la Serie C potrebbe ripartire anche a breve. No, ripartirà sì, il 27 marzo, scusa. Sono rimaste 6 squadre su una dozzina che erano e sopravvissute, e non tutte sono provenienti dalla Silver, qualcuna è stata ripescata dalla Serie D. Io l'ho definito questa, più che un campionato, un corteo di protesta, cioè ci sono 6 squadre che hanno detto al Covid: no, noi non ci arrendiamo e scendiamo in piazza a manifestare per giocare un campionato che ha una valenza tecnica molto, molto bassa, però è un campionato simbolico, ricco di significato. Cioè ci sono 6 squadre più tutte quelle giovanili, sono altre 26 squadre giovanili di 14 società sarde, da Sassari, Alghero, Oristano, tanta Cagliari naturalmente, che hanno deciso di, sfidando anche il buonsenso, perché non è che sia una grande idea di questi tempi scendere in campo, giocare, però è una cosa che sul piano simbolico, chiamiamolo tra virgolette anche politico, a me è piaciuto davvero tanto. E attenzione, perché comunque mette in palio una promozione in Serie B, questo campionato, certo, di Serie C ridotto con tutti i meccanismi particolari del caso. Tra l'altro avete visto la sezione Teams, lì abbiamo i poli opposti delle due fazioni: la Ferrini, che fin dall'inizio, da ottobre, ha deciso di non giocare, e l'Accademia Basket, che invece al polo opposto, appunto, fin da subito ha detto che voleva partecipare a un campionato, investendo tra l'altro in tamponi, in meccanismi che permettessero di giocare nelle condizioni di maggiore sicurezza possibile, insomma. Andando a esplorare il vostro sito Basketland, lo ricordo, ovviamente fatevi una capatina terminata questa diretta. Ho visto la tua intervista, Laura, su questa giocatrice che ovviamente noi nel mondo del basket la conosciamo molto bene, Beatrice Carta, che è finita niente poco di meno che giocare nel Barcellona. Non so se vuoi riassumercela un po' questa intervista. Sì, Beatrice tra l'altro è stata molto disponibile. Lei è una ragazza, un grande talento, che ha affrontato 4 infortuni che sicuramente hanno compromesso, insomma, una carriera che magari, insomma, sarebbe potuta essere ancora più vincente. Lei ha fatto una scelta non solo di studio, nel senso che comunque ha trovato a Barcellona sia una squadra, un'organizzazione come quella del Barcellona sicuramente importante, ma soprattutto insomma un lavoro che sicuramente, insomma, in Sardegna non avrebbe potuto trovare. Quindi ha scelto anche la strada giusta, quella di un lavoro che la soddisfi, un lavoro interessante, perché adesso lavora per Puma,
Partendo anche da questo, ecco, quello che è venuto fuori più che altro anche dall'intervista è stato anche questo, che comunque le ragazze, le atlete non sono considerate delle professioniste, neanche in A1 praticamente, quindi questo è un po' il problema che spinge, insomma, anche giocatrici alla fine come, non so, anche una Cecilia Zandalasini sicuramente potrebbe aspirare, insomma, a ricevere un compenso uguale a, non so, magari un nostro Marco Spissu, ecco, per dire, invece deve faticare, deve andare fino a Istanbul, dove ovviamente lì i compensi sono comunque molto alti, però sicuramente nelle donne c'è sempre questa doppia strada da percorrere, quindi il basket è solo una dilettante che a un certo punto si interrompe, ma noi siamo abituati a fare 3.000 cose una volta, quindi fa bene a fare questa scelta di vita. Poi chissà, insomma, il lavoro, le sue ambizioni dove la porteranno, però sicuramente sta bene. Tra l'altro ad aprile gioca i playoff, quindi sì. Liga A2 se non sbaglio dovrebbe essere, esatto. sì. Ecco Roby, se non sbaglio il vostro primo pezzo è stata un'intervista a Sasha Grant, se non sbaglio, è il primo. Sì. Avete debuttato alla grande con questo fenomeno, cioè ha iniziato nei campionati MSP, figuratevi, ci giocavo anch'io, per dirla tutta, e poi è arrivato in Eurolega, il Bayern Monaco, tra l'altro con ampio spazio anche in alcune partite. Esatto. Avete approfondito proprio molto questo aspetto con la fiducia che gli ha dato coach Trinchieri? Sì, parto da un presupposto. Basketland, io credo molto nell'importanza delle narrazioni. Si è parlato spesso della necessità di cambiare qualcosa nel movimento del basket e secondo me per provare a cambiare qualcosa dobbiamo cercare anche di raccontarci in maniera un pochino diversa, senza la presunzione ovviamente di cambiare tutto, di fare una rivoluzione, però insomma l'interesse è anche quello di iniziare a tracciare una strada. Tra le cose che ci piacerebbe fare c'è quella di proporre dei modelli positivi, e quale miglior modello positivo c'è in circolazione proprio di Sasha Grant, insomma un ragazzo che ha 19 anni, nell'intervista che abbiamo realizzato con Laura ha mostrato una maturità impressionante. Io invito tutti ad approfondire il personaggio, perché a me non sembrava vero, sembrava di parlare con un uomo fatto e finito di 35 anni, invece lui ha intanto ben chiaro dal punto di vista tecnico cosa vuole diventare. Lui mi ha citato un esempio concreto che è Kurbanov del CSKA. Ecco, sì. Lui mi ha detto: voglio diventare uno specialista difensivo così, che tira sugli scarichi, che batte il difensore sul close out, è un difensore atletico che può difendere su tutti i ruoli in un basket che si evolve verso concetti di small ball. Un giocatore in Europa in questo senso può fare la differenza, può ritagliarsi un ruolo importante anche in Eurolega, e lui si è focalizzato con una maturità incredibile su questi temi. Questi sono i temi tecnici, poi ci sono i temi umani che sono non meno importanti. Un ragazzo che quando ha bisogno di ricaricarsi se ne va alla sella del diavolo, sta da solo in un mondo di 19enni che magari per scaricare la tensione e la pressione fanno ben altro. Lui vuole stare da solo, vuole stare a Dorianova, vuole sentire il profumo della cucina della mamma, è totalmente focalizzato sul lavoro. Veramente un ragazzo molto molto interessante dal punto di vista tecnico, ma anche intellettuale, della personalità. Secondo me farà molto parlare di sé, perché se la sua attitudine al lavoro è quella, insomma, non potrà che fare strada. Assolutamente, un ragazzo veramente intelligente, parla 5 lingue se non sbaglio, sì. E poi è davvero focalizzato sul lavoro, non fa voli pindarici e quindi non può che rimanere. Esatto. Gli abbiamo chiesto del draft, insomma, lì era facile cadere in tentazione, esatto. Non è impossibile un orizzonte del genere per lui, eppure lui ha detto no, io probabilmente quel tipo di giocatore può essere più utile in un contesto di Eurolega, magari in una squadra anche top europea, quindi mi vedo più qui, ma chissà. Insomma, veramente è un'intervista lunga, probabilmente anche troppo, qualcuno me l'ha fatto notare, però chiacchierare con Sasha è stato veramente molto interessante. Comunque posso dire una cosa, Berito, rilacciandomi a quello che diceva prima Laura,
è merito anche delle mamme, cioè sia Marco Spissu che Sciascia sono figli di cestiste brave, e non dimentichiamo che il primo allenatore di Marco è stato, per esempio, è stata Nunzia Seradimigli. Tra l'altro l'intervista, mi prendo un po' la licenza di fare dei complimenti pubblici a Laura, l'intervista a Nunzia è molto bella, perché credetemi, dal 96 in poi intervistare Nunzia non è facile, perché devi fare dei riferimenti a una cosa che mi commuove, scusate, e quindi intervistarla e parlare della sorella, ma 2 righe prima chiederle quell'episodio bellissimo di lei che va a comprare i cappotti per tutta la squadra. Ecco, quello è un segnale di grande professionalità, perché non è facile intervistare Nunzia e soprattutto passare da un argomento frivolo come Nunzia che va a comprare i cappotti per tutta la squadra su indicazione della società, e poi al ricordo di Roberta. Quindi ecco, quello è una cosa che è molto bella, e Nunzia e Roberta anche fanno parte poi sono state ragazze che 20-30 anni prima di Beatrice e Carta hanno tracciato una strada che avrebbe meritato anche un miglior fortuna proprio sul piano economico, del riconoscimento. Ti ringrazio veramente, perché io tra l'altro Nunzia non la conoscevo personalmente prima di questa intervista. Ci sono arrivata grazie a un amico in comune, lei è stata subito super disponibile, è stato parlare 2 secondi, è come che ci conoscessimo da una vita. Infatti tra l'altro adesso ci chiamiamo, ci raccontiamo le cose, lei tra l'altro è una persona divertentissima, non ho potuto scrivere certe cose che ci siamo dette ovviamente, ma ovviamente ha un almanacco di ricordi, di cose super divertenti che purtroppo non potevo scrivere, quindi le tengo per me, però sicuramente la volevo intervistare da tantissimo tempo, veramente è stata, anch'io un po' mi sono emozionata, non sapevo neanche bene come chiederle certe cose che sono ferite ancora aperte, però c'è stata subito empatia, comunque molta delicatezza. Ecco, una cosa che non ho scritto, però che posso condividere tranquillamente, le ho chiesto: ma ascolta Nunzia, fammi capire, il giorno che, insomma, quando siete andati a Mosca, dimmi che hai ancora un po' delle magliette, eccetera. E mi ha detto: Laura, credimi, io ho buttato tutto, la valigia che avevo a Mosca l'ho buttata. Infatti io, ovviamente, un po' l'ho cazziata su questo, perché, insomma, non puoi buttare, insomma, non so, la tua maglietta della nazionale, insomma. Ma sai, tutti quei ragazzi e ragazze che hanno fatto le Olimpiadi, io ne ho intervistati tanti, 20-30 anni dopo, ti dicono: le Olimpiadi dovresti fare a 50 anni, perché a 20 anni non te ne rendi conto. Arrivi, fai le Olimpiadi a 20 anni, qualcuno a 16, a 18, così, e invece dovresti farla quando sei un pochino più maturo, non ti rendi conto sul momento. Però, ricollegandomi adesso a quello che diceva prima Roberto, il bello di questo blog, lo posso chiamare, di questo sito, di questa testata, è il fatto che stiamo vivendo in un'epoca in cui alla quinta riga sei già terrorizzato dal fatto di aver scritto una coda lunga e noiosa. Invece il respiro che c'è che nei servizi, nelle interviste, nel raccontare i personaggi, le storie, si riappropria un po' del suo tempo, del suo spazio. Cioè non succede niente se leggiamo un'intervista a Sasha Grant e ci metti 4 minuti, anzi 40 secondi. Cioè viviamo in un'epoca in cui tutto deve durare 5 righe, 140 battute. Invece questo blog mi ha sorpreso molto favorevolmente, proprio perché leggi e te lo godi fino all'ultima riga, capito? Non è una cosa che dopo 30 secondi è già finito tutto. Quindi a me è piaciuto soprattutto questo, al di là poi della qualità della scrittura, della scelta dei personaggi, insomma. Ecco, per esempio, Emanuele Rotondo stava anche finendo un po' nel dimenticatoio, ci stavamo dimenticando di lui. È stata una scelta molto intelligente ricordare uno dei più grandi giocatori, uno dei più grandi sportivi della Sardegna. Sì. Noi ci rivolgiamo a chi è disposto e chi è disposto, insomma, a spendere magari qualche minuto in più per leggere un contenuto, diciamo, slow, più lento, però magari alla fine
rimane di più, come nel caso dell'intervista a Nunzia Serradimini. Ci interessa insomma rivolgerci a questo tipo di lettore. È giusto. Sì, giusto. Concordo pienamente. Apriamo un pochettino la finestra dell'attualità, partiamo dalla Dinamo Sassari maschile. Ovviamente sappiamo che ovviamente la quarantena imposta dall'ATS, come abbiamo detto prima, terrà ferma la squadra fino al prossimo lunedì. Ecco, la Dinamo mette già le mani avanti, anche se non è stato ufficializzato il rinvio con la seconda partita con il Bamberg, mette come prossima partita è già quella di campionato tra Sassari e Cremona del 27 marzo, ovviamente rinviata quella del 21 marzo, quella contro Brindisi. Roberto, vado a chiedere a te, questo stop in che momento arriva per la Dinamo? Ma arriva in un momento sicuramente delicato. Poi abbiamo già degli esempi nel basket a più livelli che uno stop di questo genere è così importante. Leggevo anche che potrebbe trattarsi insomma di variante inglese, non potrà che lasciare degli strascichi. Ecco, speriamo di no, però il rischio concreto è questo, anche perché un isolamento così lungo, più lungo, vista la tipologia insomma del tutto particolare, il rischio è che davvero possa un pochino sporcare questo momento della stagione della Dinamo. Speriamo che non sia così. Ci vorrà senz'altro qualche settimana poi per rimettersi in moto. Lo dimostra per esempio, no, io per Diretta Sport seguo in A2 per esempio il Cuscagliari. Cuscagliari ha avuto due settimane di rodaggio, poi è riuscito a riprendere la condizione e la settimana scorsa, sabato scorso, ha vinto. Insomma, arriva in un momento delicato e non ci voleva, perché poi sarà necessaria tutta una fase di riattivazione, quindi speriamo che i danni possano essere contenuti il più possibile. Nando, vuoi aggiungere qualcosa? Pensavo alla maledizione di questa Champions. Sì. Ha giocato 6 partite, ci ha lasciato 2 crociati e una quarantena di Covid, insomma, e non è un buon momento, perché la Dinamo, non dimentichiamocelo, che questa botta del Covid è arrivata nel momento in cui probabilmente aveva anche più voglia di giocare, perché era reduce da 3 sconfitte consecutive, 4 nelle ultime 5 partite, quindi c'era probabilmente in corpo molta rabbia che avrebbe prodotto effetti secondo me positivi sia contro Trento, con Bamberg, e poi il big match di Brindisi. E invece questa cosa che insomma la Dinamo in tutto marzo fino adesso ha giocato una partita, se va bene la prossima la giocherà il 27, è una cosa che poi non è che ti hanno fermato perché c'è Sant'Efisio, no, ti hanno fermato e hanno detto state chiusi in casa, quindi cosa fai? Giochi col canestrino attaccato al muro come abbiamo tutti, no? Non puoi allenarti e non allenarsi, soprattutto, questi stiamo parlando di atleti di altissimo livello, devono tenere allenata la muscolatura, se no c'è il rischio di infortuni, insomma c'è la disabitudine al lavoro, cioè tutti quanti noi, lo chiedo anche a Roberto e a Laura, quando magari facciamo 20 giorni di ferie e torniamo al giornale a lavorare, primo giorno abbiamo difficoltà a rimettere in moto il cervello per scrivere quelle cretinate che scriviamo, quindi immaginatevi anche per loro, per questi ragazzi che devono stare 15 giorni fermi e poi tornare in campo e dire scusa tu chi sei, Bilan o App? No, io sono App, scusa, credevo fossi Bilan. Tra l'altro con quei tipi di corpi, quelle fisicità, quelle muscolature veramente imponenti, perché è diverso ovviamente il caso tra un calciatore, un tennista, un giocatore di basket con quella struttura fisica, la muscolatura che si ferma e poi deve riattivarsi, insomma, tutto un altro funzionamento. Quindi speriamo, come dicevo prima, che i danni possano essere il più possibile contenuti. Anche perché gli avversari si stanno allenando e stanno giocando in questo periodo, cioè non è una sosta per la nazionale in cui sono tutti fermi, ognuno fa la sua preparazione anche se in maniera diversa. In questo momento la Dinamo è ferma mentre gli altri stanno allenando e stanno giocando sia in Italia che in Europa. Ecco, casi di Covid mentale anche. Penso che a livello mentale anche non sia facile da gestire questa situazione. Assolutamente. Per tornare all'intervista a Sasha, per esempio, anche lui, 19enne, insomma, parlava di questo aspetto,
comunque anche lui insomma si fa seguire, lui tiene tra l'altro un diario personale dove insomma nota tutte le cose che gli succedono. Sicuramente la figura dei, non so, psicologi sportivi, dei coach, sicuramente avrà sempre più impatto, secondo me, sarà una figura che entrerà negli staff delle squadre per forza, secondo me. Eh sì, basta pensare al caso di Tillman, insomma, è uno che ha passato, cioè, ha bisogno più di psicologi che non di allenatori o di tecnici o di preparatori, insomma, poverino, quello che gli è successo è stata una cosa terribile. Sì. Ecco, sto sorridendo non per questo che avete appena detto, ma perché ho visto che si è affacciato Lello Stelletti alla camera. Ciao Lello, buonasera. Ciao, buonasera. Sì, Ciao, stiamo Lello. parlando di Dinamo, ecco, sì, stiamo Non parlando... l'avrei mai detto. No, di. Ecco, un commento anche tuo sulla sosta forzata a causa Covid. Mi sono già rotto le scatole, va bene, Ecco, come commento? anche. Già abbiamo una carenza di basket dal vivo, figuriamoci una carenza di basket in generale, quindi figurati come sto. Comunque, dai, scusate se avevo dato forfait, ma sono arrivato all'ultimo, come parafrasando Giovanni Lindo Ferretti, fedele alla linea. Ecco. Citazione No. di livello. No, vabbè, dai, almeno qualcosina lasciatemela. No, a parte tutto, dai, che dobbiamo fare? Stiamo ancora con una partita sicura di campionato e poi incrociare le dita e sperare, sostanzialmente affidarsi a tamponi e sperare che non, insomma, non è un gran vivere, ma è quello che ci tocca in questa fase qua. Posso garantire che qui dalla Caput Mundi c'è proprio una zona rossa vissuta con la modalità non da zona rossa, cioè non è quella di un anno fa, me la ricordo quella di un anno fa, ma la ricordo bene. Sembrava non solo in Roma, non solo a Roma, mi dicono altri sembrava amici. un futuro distopico un anno fa, adesso mi sembra semplicemente che c'è un po' più di gente in smart working e basta, quindi speriamo bene, che vi devo dire ragazzi, speriamo bene, soprattutto perché ci manca un po' di sport da vedere. Ecco, lo sport dal vivo ci manca davvero tanto. Sì. Laura, vado a chiedere un po' sulla Dinamo femminile. La Dinamo proviene da due belle partite, una prima vinta una settimana fa, esattamente una settimana fa, nel recupero contro Lucca, e poi è arrivata con la sconfitta nel finale contro Costa Masnaga, ecco, non mi ricordavo il nome della squadra, è arrivata proprio sul finale, magari anche per via della stanchezza accumulata nel turno infrasettimanale. Guarda, è una Dinamo da applausi in questo periodo, perché insomma giocare in 6 con delle rotazioni insomma veramente ridotte all'osso, veramente non è facile per niente. Di positivo c'è che Arioli e Fekete sono state recuperate, hanno recuperato dagli infortuni, le vedo in forma come devo dire tutte le altre ragazze. Ho visto soprattutto in queste ultime 2 partite un gioco di squadra molto più fluido. Ho visto anche Sierra Kalun molto più al servizio della squadra. Non è un caso che poi comunque fai la miglior prestazione della tua stagione, quando magari fai un passaggio in più, poi ricevi il pallone e puoi essere anche tu decisiva. Quindi sicuramente la situazione insomma in classifica non è delle migliori. Si affronta domenica Empoli che è sesta classificata, però poi ci saranno insomma ultime partite come contro Vigarano, insomma sicuramente decisive, ci si prepara ai play-out, però sicuramente le vedo anche molto più reattive. Sicuramente vedi, anche loro sono state ferme per il Covid, poi c'è stato un lento recupero. Ovviamente purtroppo insomma la stagione è quella che è, bisogna mettere in conto queste cose, però vedo le ragazze di Restivo in un periodo di forma importante, quindi speriamo bene per il finale del campionato. Stagione. Sì, ecco, non abbiamo mai
forse è abbastanza sottolineato questa sosta forzata anche per la Dinamo Sassari femminile causa Covid, arrivata dopo la discussa trasferta di Sesto San Giovanni. Roberto, anche tu ovviamente segui la Dinamo femminile, ecco, abbiamo menzionato Sierra Calun, come mai secondo te non ha subito dato un contributo buono alla causa come ci si aspettava all'inizio? Ma è difficile da capire, mi fai una domanda un po' particolare, sì. Molto difficile. Noi avevamo visto, io mi ricordo in particolare per aver commentato l'esordio assoluto con Battipaglia, Sì. Sierra Calun veramente fece spellare i pochi spettatori che erano presenti quel giorno al Palassera di Mini, perché c'erano gli ingressi contingentati, insomma fece spellare le mani per gli applausi a tutti i presenti, perché sembrava avere le caratteristiche giuste per far innamorare il pubblico, per entusiasmarlo. È andata secondo me abbastanza bene, almeno fino alla partita contro la Virtus Bologna in casa. Poi sinceramente qualcosa si è interrotto qualcosa a livello di feeling. Credo che abbia contato anche l'interruzione causa Covid, perché lì è cambiato qualcosa in tutta la Dinamo. Laura ha parlato di segnali di ripresa. In questo momento la Dinamo si mangia le mani per qualcosa di troppo che ha concesso invece nella fase centrale, soprattutto di questo campionato. Lì non è stato solo un problema di Calun, che dal punto di vista tecnico ha tutte le caratteristiche per poter essere determinante, ma forse si è spento un po' tutto. Ci sono stati problemi di atteggiamento difensivo, di approccio alla partita. Calun ha delle responsabilità, perché con un roster così corto, con praticamente una rotazione a 6-7 giocatrici, le due americane devono avere un fatturato offensivo determinante. Berg lo ha sempre avuto, poi si può discutere anche sul peso specifico che hanno avuto i suoi punti. Calun, io ricordo delle partite commentate insomma su Dinamo TV, Calun a 0 a metà partita. Ecco, questa è una cosa che la Dinamo non si può permettere assolutamente. Tante volte è sembrato che il problema fosse esclusivamente mentale, insomma. Probabilmente possiamo ricondurre a questo problema, però insomma sono contento che stia pian piano riprendendo la forma, perché ha le caratteristiche, ripeto, per essere dominante. Comunque sì, la ovviamente Dinamo non gettiamo. Volevo dire che, chiudendo velocemente, che la Dinamo ha sofferto più di tanti altri il lockdown, perché voglio dire, a Cagliari si sa che la gente va allo stadio, la squadra maschile della Dinamo lo sa che ci sono i tifosi. Queste ragazze invece si sono presentate un po' al buio e volevano vedere un po', no, l'effetto che fa. Ecco, loro hanno pagato più di altre società, altre squadre il fatto del lockdown, perché non hanno capito quanto Sassari le vuole bene, quanto Sassari è presente, quanto Sassari era pronta a tifare. Quindi queste ragazze stanno giocando in una bolla dall'inizio dell'anno senza storia, però. De Vecchi lo sa che anche se le tribune sono vuote, ci sono quelle 5.000 persone sono a casa di fronte a un computer della partita in qualche modo a tifare. Le ragazze invece hanno cominciato un po' al buio, in una bolla perenne, e questo probabilmente le ha anche un po' condizionate. È un tema interessante questo, se posso dire brevemente. Si era creato subito un bel clima, no? Quelle poche partite Esatto. di cui parlavo prima, in cui c'era una parte del pubblico che poteva accedere al palazzetto, lì si era creata una simbiosi molto interessante tra la squadra e le giocatrici. Il pubblico stava iniziando ad affezionarsi e poi purtroppo, come dice Nando, si è dovuto interrompere tutto. Questo è un altro problema della stagione della Dinamo. Speriamo ci sia l'opportunità, insomma, a breve di poter correggere il tiro. Anche perché magari quelle partite tirate punto a punto, il pubblico ovviamente avrebbe dato qualcosa in più anche per portare a casa la partita. Ci sono giocatrici adrenaliniche come Berg su tutte, insomma, che può cambiare il volto della sua partita da quel punto di vista. Senza dubbio, cioè, abituata ad altri palcoscenici negli Stati Uniti pieni di pubblico, immagino che per lei deve essere stato davvero uno shock giocare così. Ovviamente prima non volevo gettare la croce solo su Calun per le mancate vittorie della Dinamo, però è stato un mistero il suo mancato apporto, perché Berg ha avuto dei passaggi a vuoto, però a un certo punto era la miglior realizzatrice, la miglior rimbalzista, una delle prime per assist del campionato, pur non offrendo una pallacanestro sempre brillante. Calun a un certo punto è totalmente scomparsa, quindi
la domanda e la questione è più che legittima. Tante volte, commentando le partite della Dinamo con Paolo Citrin, ce lo siamo chiesti e non siamo mai riusciti a dare una risposta. Misteri che solo il campo può risolvere. Siamo quasi in chiusura. Roberto, vado a chiederti anche un po' un punto di vista sulla Serie A2 femminile. Prima hai citato il ritorno alla vittoria del CUS Cagliari, dopo quel periodo difficilissimo causa Covid. Hanno vinto domenica contro Civitanova Marche, se non sbaglio, sì, una bella esatto. vittoria in trasferta. Vittoria in trasferta 61-41, decisiva a Striulli con 22 punti al ritorno. Praticamente quest'anno non aveva mai giocato, eppure ha trovato il modo di essere decisiva dal punto di vista tecnico, ma io dico soprattutto dal punto di vista della leadership. Non solo lei, il CUS ha delle giovani molto interessanti. Federica Madeddu, e poi io mi permetto di sottolineare, abbiamo fatto anche su Basketland, Sara Sayas, playmaker del 2001, che si sta formando molto bene proprio alle spalle di Striulli. Insomma, noi vogliamo raccontare anche il basket sardo che nonostante tutto riesce a fare qualcosa di buono. Ci sono delle giovani interessanti che stanno uscendo fuori dai vivai. Sara Sayas è una di queste. Il CUS ha agganciato Bolzano in classifica, lo state facendo vedere in questo momento. Insomma, la mission è quella di provare a uscire dalla zona play-out. Non è facile, sarebbe un miracolo, però il CUS ci sta provando, anche perché ha i mezzi tecnici per stare nelle prime 8 e allora a quel punto insomma può cercare di fare l'accordo su Civitanova e Livorno. Deve recuperare molte partite, tra l'altro. Deve recuperare molte partite, tra l'altro molte in casa perché il CUS non giocava in casa praticamente dal 31 ottobre, se non sbaglio, prima di tornarci contro San Giovanni Valdarno un paio di settimane fa. È una cosa veramente incredibile. Il San Salvatore ha vinto a Bolzano, lo vedete in classifica, è quinto, non sta attraversando un momento di forma fantastico, no? Lo dice anche coach Fioretto. C'è stato l'infortunio di Ela Bab, che è una giocatrice che fa tutta la differenza del mondo a livello di Serie A2, ha perso un po' di brillantezza, si è dovuta riassettare su temi tecnici un po' diversi senza una lunga di riferimento così importante, però sta continuando a vincere. Mette punti in cascina, ha vinto a Bolzano una partita rognosa, al di là della classifica, visto che Bolzano ha 6 punti. Insomma, il San Salvatore può assestarsi, secondo me, tra le prime 4. E poi rimane la Virtus che si è sbloccata, insomma, contro Civitanova Marche, e speriamo riesca a trovare un po' di ritmo. Certo è che la stagione della squadra di Ferrazzoli è stata veramente rovinata dalla sfortuna. Direi di sì. Però Kowalska ci ha regalato un po' di speranza. Allora speriamo che possa arrivare un'ultima parte di stagione, magari con una cavalcata sorprendente per la Virtus. Speriamo bene per tutte e tre le squadre sarde. Ecco, siamo quasi in chiusura. Lello, non ti devo ricordare gli appuntamenti, purtroppo, mi dispiace davvero non poterlo fare. Non ti sentiamo? Sì, sono col muto perché scusi, per non sentire gli insulti che ti stavo rivolgendo. No, vabbè, sei molto simpatico come sempre. Dato che già sei un esperto nel buttare la croce su capi espiatori presunti tali, insomma, vabbè, purtroppo non c'è niente da ricordare. Avrei preferito che tu mi ricordassi l'appuntamento di sabato o domenica, ma vabbè, questa volta ricordo quello del Dinamo Sassari femminile che gioca domenica alle ore 18 a Empoli contro l'Usesco Rosa. Ma mi fai dire una cosa, scusa, ma avete già parlato di Empoli, vero? No, prego, se vuoi approfondire. No, io volevo giusto capire che possibilità c'erano secondo i nostri ospiti, che sicuramente sono molto più competenti di noi in materia. Quindi volevo capire come giudicano la partita con Empoli, visto che si va lì in trasferta, insomma. Io che purtroppo sono uno che ha poco tempo nella vita, quando ho l'opportunità di fare delle domande a chissà mi informo, non come voi che state lì e chiudete la trasmissione anzitempo perché sono arrivato io. Laura e Roberto, prego, la palla passa a voi. Beh, sicuramente una partita difficile, perché Empoli staziona insomma dietro le grandi. E ovviamente non sarà facile, però la Dinamo sta acquisendo poco a poco fiducia. Sicuramente il problema è lo stesso, quello di dosare
soprattutto chi entra in quintetto. Nell'ultima partita soprattutto Berk era un po', si è vista un po' stanca, quindi insomma speriamo invece che domenica faccia il suo solito exploit. È comunque una partita dove ci si prepara per i play-out, quindi molta mentalità. Penso però che siamo nella strada giusta, non sarà facile, però sicuramente la Dinamo come in questo momento se la gioca. Beh, Empoli ha vinto a Sassari all'andata, è veramente una partita rognosa. Sì, mentre, Matte, io avevo la pagina del sito FIP, se mi permetti di aggiungere brevemente una cosa tra gli appuntamenti, perché ho notato una sfida molto importante per la 2 femminile, c'è lo scontro diretto Bolzano-Cuscagliari a Bolzano. Sì, esatto, sì, tutta la scordato di dirlo prima. del mondo in chiave salvezza, sfida quasi impossibile per la Virtus a Brescia, perché Brescia va a 1000, e poi mi permetto di segnalarvi anche un gustoso Umbertide San Salvatore Stelargius, che può scrivere tanto per quanto riguarda la zona playoff, perché Umbertide è davanti di 2 punti rispetto al San Salvatore al 4º posto. Insomma, tutte in trasferta le sarde, però partite molto interessanti. Sì, è molto importante come quella del Cuscagliari, per cercare di uscire dalla brutta zona dei play-out. Bene, siamo davvero in chiusura, grazie davvero a Laura Fois e Roberto Rubio. Ovviamente andate tutti a seguire Basketland, ci spoilerate qualcosa per le prossime uscite? Domani il contenuto tattico con Marco Sassaro, davvero interessante, che per chi vuole approfondire i contenuti più tecnici del basket. E poi Laura, ricordami, perché hai in mente tutta la programmazione editoriale. Stiamo aspettando un contributo di Daniele Soro. Ok, poi ovviamente riservateci qualche sorpresa. Sì, ce ne saranno. Grazie davvero Laura Fois e Roberto Rubio di Basketland, grazie a Lello Stelletti e a Nando Mura. Noi ci ritroviamo sempre qua il mercoledì con Trick and Roll. Da parte mia, buona serata e arrivederci alla prossima puntata. Ciao.